Si stanno nuovamente radunando i cavalli di questa settima corsa, il premio L'Arabello Blu. È una condizionata per femmine di 3 anni. C'è stato un problema alla ruota di Allure, l'allieva di Luca Farolfi. Ora è tutto a posto, sono chiamati dallo start queste cavalle. Sono in 11, ben 3 ritiri. I numeri 2, 13 e 14 rimangono nel box e quindi si stanno allineando. 1 Alicante, Giorgio Cassani, 3 Achille Aget, Vincenzo Piscoglio, 4 Alba di Rob Winner, Gianvito D'Ambroso, 5 Allure, Luca Farolfi, 6 Aspirinetta Oil, Massimo Chiarini, in seconda fila 7 Arriva Mamma, Sandro Miraglia, 8 Arabia Jet, Ferdinando Pisacane, 9 Axe TR, Patrizio Baldi, 10 Asia Job, Marco Stefani, 11 Alba Lunare, Antonio Greppi, 12 Agonista Stift, Roberto Vecchione. Rinuncia al lancio numero 6 di Aspirinetta Oil, ma veloce proprio Allure che scavalca Alicante. Poi all'esterno è partita bene dalla seconda fila Asia Job al pari di Agonista Stift, in vantaggio quindi Allure davanti Alicante. Numero Poi 8 l'errore di Achille Aget sulla squalificato. curva, in rottura anche Arabia Jet, 200 metri in Numero 3 14,8. Achille Aget squalificato. Abbiamo Numero di galoppo 12 anche Agonista Agonista Stift Stift. squalificato. Quindi arriviamo ai 400 in 29,4 con Allure attaccata. Intanto Alicante serra sotto per mantenere la seconda posizione. È stata Asia Job che ha dato un severo attacco, ma ora deve adeguarsi all'esterno. L'allieva di Marco Stefani, 600 che van via in 45 appena abbondanti. Siamo al passaggio davanti alle tribune, in terza posizione lungo la corda Arriva Mamma a precedere l'11 di Alba Lunare che prova ad avanzare al largo. Intanto attacca ancora Asia Job e passa un giro dalla fine con Allure che ha un arresto e crea problemi ai cavalli che seguono. Intanto Numero passa in seconda 5 posizione Alba Lunare squalificato. con vicino anche Alba di Rob Winner. Intanto arriviamo al chilometro passato dalla figlia di Conway Hall in 1,17 secco, ma è Alba Lunare che va all'attacco ed è già sul punto di poter passare a 500 metri dalla conclusione. Arriva anche di gran carriera Alba di Rob Winner con Gianvito D'Ambroso, poi sposta anche Alicante, retta di là passata Numero in 11 15,2. Alba Si Lunare butta di galoppo Alba squalificato. Lunare, corsa pieno di colpi di scena con in vantaggio ora Alba di Rob Winner davanti al numero 10 di Asia Job. Poi Alicante all'esterno, poi Arriva Mamma e anche Aspirinetta Oil coi primi, ultima curva passata in 16 secco, retta d'arrivo, in vantaggio Alba di Rob Winner con all'esterno Alicante, lungo la corda Asia Job, Alba di Rob Winner viene a vincere con Gianvito D'Ambroso davanti ad Alicante, poi al terzo Asia Job e Aspirinetta Oil. 1,17,3 la media del chilometro in una corsa piena di colpi di scena. Alla fine viene a cogliere la sua seconda vittoria in carriera Alba di Rob Winner, la figlia di Exploit Cafte, Ninfa Gas della scuderia Winner Stable. Il training è quello di Battista Congiu al doppio come trainer in giornata. La vittoria per Gianvito D'Ambroso alla quota di 16,50, mentre buon secondo per Alicante davanti a Asia Job che aveva movimentato la corsa al passaggio. È tutto per la riunione di oggi all'ippodromo Arcoveggio. Ricordiamo che l'appuntamento è per martedì, infatti la prossima settimana ci saranno ben 3 riunioni, martedì, giovedì e domenica.